Gran bella vittoria esterna della Sea Paragona nella 22esima giornata del campionato di Serie B2 Girone I. Le biancazzurre di coach Paolo Collavini hanno battuto con un perentorio 3-0 il Volley Pedara, con questi parziali 19-25, 20-25 e 23-25. Anche al Palasport di Pedara la Sea Paragona è stata supportata da una trentina di tifosi che hanno incitato la squadra dalla prima fino all'ultima battuta. Vittoria meritata per la Sea Paragona, tecnicamente più forte dell'avversario in ogni fondamentale. Le padrone di casa, soltanto nel terzo set, hanno impensierito le ospiti. Il primo e il secondo set sono state dominate dalla formazione del presidente Nino Di Giacomo. Altri 3 punti per la Sea Paragona, che rimane saldamente al secondo posto e continua nel migliore dei modi a rincorrere la capolista Santa Teresa di Riva. Sabato prossimo al Palasport Pippo Nicosia d'Agrigento la Sea Paragona sfiderà il Termini Palermo. La gara inizia alle ore 18.